Scatman's World. Veneziano, siamo su Football Manager 2014. Allora ragazzi, siamo all'ultima partita del 2015, Southampton Late St. Mary Stadium. Allora ragazzi, ho giocato senza registrare la partita di Champions, l'ultima col Barça, Camp Nou, incredibilmente l'ho vinta 1-0, partita noiosa ma comunque è arrivata una buona vittoria. E siamo primi nel girone, quindi Champions League cose strepitose. Il campionato siamo primi, a 2 punti dalla seconda che è l'Arsenal, e varie formazione stratitolare, unica eccezione back che lo teniamo ancora un po' a riposo, per adesso Strootman, De Bruyne, Nobilo, Campos, Royce, Werner, Yangambi, Wallis, Doria, appunto Brahim e Courtois. Andiamo ragazzi. Ecco, penso che questa sarà l'ultima stagione registrata e chiudo la serie con questo anno, ecco, questo è il mio pensiero, perché comunque dopo andare ancora più avanti così, questa Football Manager è un gioco particolare, comunque sono riuscito a fare una serie anche su sto gioco che ci tenevo tanto, sarebbe bello vincere male il campionato, così aver fatto dalla Serie B allo scudetto. Facciamo cantare i tifosi, fioi, offensiva e andiamo. Ma penso che questa sia l'ultima stagione di Veneziano su Football Manager, ecco, perché comunque voglio proporre anche altri giochi, non voglio fermarmi troppo, stratroppo su un gioco, soprattutto su un gioco così particolare, così di nicchia. Royce, fuori di un niente. Si parte bene però, buona partenza per il Leeds United. Dai fioi, dai. Siamo già al 16esimo, dobbiamo segnare ragazzi, io non sono uno che ha pazienza, siamo in giro Nicolene abbastanza presto. Werner, De Bruyne, Kevin non è Strootman, il piccolo Strootman, vai Ocampos, Brian, dai De Bruyne, Ocampos sbaglia, può recuperare lo Southampton. Stadio veramente pieno, eh. Courtois, Kyle recupera, attenzione, attenzione, grandissimo Courtois. Dai fioi, vai Courtois, investa cacchio di palla, ecco. Siamo al 30esimo, partita un po' fiacca, attenzione il Southampton. Dai ragazzi, dobbiamo palla, bravissimo De Bruyne. Strootman la lancia a nessuno però, molto bene. Jung Sung Ryong recupera. Dai ragazzi, dai. Occhio. Bravissimo Cracker. Kyle. E c'è il gol del Southampton al 33esimo, incredibile, gol del Southampton, Steven Davis. Lo stiamo giocando benissimo per il momento. Porca puttana, questo è il limite di questa squadra, che ogni tanto comunque ha dei cali. Siamo tanto giovani, è normale. Secondo tempo ragazzi dobbiamo svegliarci, però aggressivo. Mi aspetto un secondo tempo molto diverso. Per il momento non faccio cambi, però se, se continuano così devo assolutamente cambiare qualcosa. Dai Leeds. Oh Leeds United, date una svegliata. Tattiche. Pausa. Boga per Ocampos. E qua cazziamo Jorginho. No, lo sbaglio. Oh madonna, quando fa così mi girano i coglioni, mamma mia. Boga e Jorginho. Conferma. Fioi sveglia. Fioi sveglia. Sessantesimo ancora 1-0 per il Southampton, purtroppo sembrano 2-3 punti proprio persi, eh. De Bruyne, Brian, non perderla. Kyle, Lambert, bravissimo Yanga. Attenzione Blind, 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 la mette in mezzo e c'è il 2-0, incredibile. 2-0 del Southampton. Partita disastrosa fino a questo momento del Leeds che sta crollando con una squadra sinceramente anche battibilissima. Vabbè, tutto per tutto, Fiore rischiamola. Incredibile. Non so cosa dire, Fiore, veramente partita storta purtroppo.
Miku. Inter non riusciamo a fare il nostro gioco, forse sarà anche la fatica di coppa, non lo so. Brian, Courtois, Jorginho, vai Boga, se ne va, Boga, se ne va, Boga! Parata del portiere. Royce, fuori, mamma mia, che male che stiamo giocando, mamma mia. Che brutta prestazione, ragazzi, che brutta prestazione. Sveglia, sveglia. Niente da fare, brutta, brutta sconfitta, ragazzi, non ci voleva proprio, eh. Prima sconfitta anche del Leeds. Don not parole, veramente aggressivo. No, veramente a cagare proprio. Ma boh, niente, insomma, dai, siamo ancora Ragazzi, primi. per Siamo quel contro il tempo che... Watford adesso al Vicarage Road. Questa fiera dobbiamo vincere assolutamente. Confermata la titolare, ho giocato il quarto di finale di Capital One, vinto, quindi siamo in semifinale con il Barnsley, molto fortunati anche nel sorteggio. Teoricamente la finale è a portata di mano, speriamo bene, sarebbe bello portare a casa per la seconda volta consecutiva la Capital One, ma chiaramente l'obiettivo principale è il campionato. Fortunatamente l'Arsenal ha pareggiato la sua partita, quindi anche se abbiamo perso siamo primi a un punto dall'Arsenal, siamo anche abbastanza fortunati. Certo con il Watford dobbiamo assolutamente vincere, cioè punto e basta, cioè, non mi interessa, voglio la vittoria, svegliatevi anche merdacce umane, dai. Watford Leeds, che la squadra la vedo un po' stanca comunque, che chiaramente vedo, quando ci faccio turnover però soffro tanto, perché purtroppo l'unico difetto che ha sta formazione è che è un po' corta la rosa, però chiaramente cioè, i soldi sono quelli che sono, è vero che ho preferito prendere un giocatore, un top player diciamo, e questi sono i risultati, ecco. Non posso permettermi tanti altri giocatori adesso con gli ingaggi soprattutto. Attenzione De Bruyne per Timo, Campos. Oh, Campos, 1-0, gol strepitoso di Lucas. Oh, Campos. Grandi ragazzi. Bellissimo gol, un gol fantasmagorico. Bravo Liz. Bravo Liz. Bravo Liz. 1-0, dai, cerchiamo di chiudere la pratica il prima possibile. Così magari posso fare qualche sostituzione. Courtois. Bravo Kevinone, però la palla perde. Roba nostra, ok, Young Ambiwa, il piccolo Young, per Courtois, Cracker Doria, De Bruyne, Timo, vede Lucas, miracolo di Bond, James Bond. C'è James Bond in campo, Fei. Royce, vai Marchetto, bravo Royce. De Bruyne, Noble, Young Ambiwa, Kevin O'Neill, Young, Royce, De Bruyne, Beck. No, bel fallo di Pudil. Bravo Pudil. Calcio da punizione Nobel batte, recupera la difesa del Watford. Dai fioi, dai, bravissimo ancora Beck, mancava Beck. Fabbrini, Fabbrini si invola, ma Courtois c'è. Courtois. Allora, l'azione più lunga del mondo. Werner, Tibo, vede Royce! Marchetto, Royce, 2-0. 2-0 per il Leeds United. Buono, dai che la pratica, se non facciamo cagate, mamma mia, è chiusa. Attenzione però callback. Tra un po' iniziano anche i mondiali ragazzi, non vedo loro Murray. No, dormita, offside di Berahigno. E io godo, e il come gode. E si gode. Però, io voglio il 3-0, lo pretendo. Timo, Werner per Strootman, De Bruyne, Cracker Doria, Beck, Ocampos, Lucas, Lucchetta, Beck, golazzo, autogol e godo, 3-0. No, perché fuori gioco? Ma è una brava fuori gioco. Cioè era autogol, ma dai, no, questo è un furto, ragazzi. No, questo non l'ho proprio capita. Ma andate a fan brodo, va. Incredibile. Nobel è stanco.
Bravi, bravi. Bravo Werner, ha giocato bene Werner, secondo il telecronista. Continuate così. Allora, vediamo. Royce, Campos. Mettiamo il Goxa che da un po' che non segna, questo sbarbatello. E Boga. L'ultimo cambio lo decidiamo un po' più tardi. Comunque 2-0 non possiamo prendere la rimonta. Se prendiamo la rimonta con l'Watford me ne vado. Vado a giocare al Pro Sesto Football Club. Fiori. Dai Fiori. Thompson. Cerchiamo di fare altri gol. Dai, bravo Royce. E il Goxa, e il Goxa, il Goxa si invola, il Goxa si invola, bravo Goxa, ma James Bond recupera. Boga. Attenzione il Fabbro Fabrini, attenzione, grande Courtois, proviamo a stare su controllo. Maroni però. Doria, vai Cracker, un buon Cracker. Dai però Fioi, dai. Ah, Dio mio. Strootman recupera bene De Bruyne per Cracker. Dai Cracker, bravissimo per Beck Beck si invola in fascia, Beck, il Gox, ma James Bond recupera ancora James con la sua pistolina. Royce, Thompson, Bond, ancora Nobel, bravissimo per Boga, Royce al volo, ma ancora James. Non riusciamo a fare il 3-0, porca di quella porca di quella porca. Vediamo l'ultimo cambio, mettiamo Ladley per Nobel che è ammonito, non rischiamo che non vale la pena. Niente, no, 77esimo, va bene dai, comunque insomma teoricamente la vittoria è cosa nostra, insomma dai, cioè. Ma che cazzo di gol No, più stavo guardando un attimo la televisione, gol di Royce, impressionante, da 100.000 metri. Perché ragazzi ci sono le qualificazioni del GP di Spagna, adesso, eh. Non ci voglio credere, non ci voglio credere. 3-0 Leeds con un gol di Royce fantascientifico. No, questo non era fantasmagorico, ma fantascientifico. Cerchiamo di non prenderli, grazie. Murray, bene. Dai, Fish Arbitro, andiamo a casa, andiamo a casa. Grandissima vittoria ragazzi, 3-0. Il Leeds è tornato. Ben fatto. Siamo sempre primi, ragazzi, confermata la titolare anche contro l'Everton. Terza ultima partita del video. Oh, che cazzo succede? Oh, panico come indiano, va bene. Ok, siamo a vantaggio di un punto, quindi vuol dire che anche l'Arsenal ha vinto. L'Everton ragazzi è, cioè, quart'ultima, è la prima salva, per cortesia. Cioè, non voglio scherzi in casa. Vai. Diluvio Leeds Allen Road. Vai. Occhio, Fioi. Ecco, mamma mia cosa ha fatto Courtois ragazzi, ma che cazzo, cioè, ma se ne ne fada. Non so, perché qua io purtroppo sono allenatore così, cioè per me la squadra avversaria non deve fare neanche un mezzo tiro, vinciamo 8-0, fai un gol 8-1, mi girano i coglioni, voglio la perfezione. Gol, e subito gol De Bruyne, e silenzio. Kevin De Bruyne, 1-0. Kevin on. Ah, 2-0 del Chelsea, intanto nel Chelsea, Cracker Doria. Timo Werner, Beck, Noble, Strootman, De Bruyne. Strootman, De Bruyne, bravissimo Kevinone per Mark Noble, Noble vede Lucas, Lucchetta, Beck, dai che l'Everton è proprio una squadraccia quest'anno, Werner, niente da fare. Stanno lottando per la retrocessione, Fioi. Occhio però, che non si sa mai che qua, questo clima, questo tempo, magari un gol sporco, una deviazione Tibo, Howard para. Royce,
Royce, golazzo di Ocampos. Royce inventa, Ocampos finisce. Signori, Leeds 2, Everton 0. Silenzio puro. E godimento puro. Parapapero, però, pom, pom. Attenzione, ecco il Courtois, ma vedi la palla scivola ragazzi, è rischioso, è pericolosissimo. Bravissimo Courtois, molto bravo, molto bravo. Siamo al 28esimo, ma siamo alla mezz'ora. E il Leeds è tranquillo su 2-0. Peccato che la sconfitta col Southampton, una sconfitta beffarda. Dai fioi. Morrison, eccolo là, eccolo là. Cosa ha fatto Courtois? Non ci credo. Cosa ha parato, mamma mia. Era già per terra, ha fatto il miracolo dei miracoli, grandissimo. Infortunio, vedi, siamo un po' stanchi, c'è niente da fare. De Bruyne, Nobel, Strootman, Young Ambigua, Strootman, De Bruyne, Lese, poco turnover purtroppo di veneziano, Werner, Royce, mamma mia, parate palo, fioi, mamma mia ragazzi, Royce. Si sta ambientando Royce adesso, dai che il primo tempo è andato. 2-0 tranquillo, ma perché sembrava una bella azione invece la staccano. Chelsea 2-1, Manchester United ancora fermo sullo 0-0 contro l'Hull City. Energico. Possiamo fare ancora meglio ragazzi, non ci dobbiamo mai accontentare. Mai. Allora, De Bruyne fuori. Mettiamo il Giorgio. Mettiamo il Giorgio. Ok. Ruba palloni. Difendere. E mettiamo Boga per Ocampos. Che Boga comunque deve giocare. Les. Adesso facciamo che controllo, non stanchiamoci. Dobbiamo pensare anche alle prossime partite. Royce, Strootman, mamma mia, là fuori, Howard, ha fatto una cagata per niente. Attenzione Marchetto Royce, Jorginho, Nobel di testa, cosa ha fatto Giorgio? 3-0 e al Giorgio. Bellissimo gol di testa, ragazzi, l'Everton è veramente in crisi, Attenzione, ma comunque Royce sta veramente creando il panico. Fallo di Stones. Fallo di Sharon Stones. Nobel para cagare. Royce gol. Ma vaffanculo Nobel, rigore mangiato, ma Royce sulla ribattuta trova il gol. 4-0. Queste sono le vittorie. Io voglio tutte le vittorie, tutte 70-0 le voglio. Pa. Ah, buon 4-0, che bello, me la godo dalla panchina questo risultato, però ripeto che l'Everton in casa era abbastanza probabile, cioè era un risultato abbastanza scontato e comunque quartultimi, 16 punti fatti, non si poteva perdere questa, dai, mi sarebbero girati veramente i coglioni, ecco, madonna, fuori gioco di Jelavic. È importante che tenere tanti gol per differenza reti. Dai, arbitro, andiamo a casa che sono appuntamento con Tori dopo la partita, grazie. Nobel. Ah, volevo anche il quinto. Finisce qua, 4-0 ragazzi. 4-0 Leeds. Questo Leeds è in corsa per tutto. E si gode. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Ciao! Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano.